Ben ritrovati sulla Mania TV. Oggi sono con un ospite, oserei dire, d'eccezione. Sono con Jacopo Calatroni, doppiatore molto famoso ormai da alcuni anni in Italia per il suo lavoro. Ha doppiato molti personaggi del mondo degli anime, ma soprattutto è la voce italiana di Spider-Man per la PlayStation. Quindi per me, ammetto che è un grande onore averti qui. Jacopo, ti chiedo, Grazie, grazie. grazie veramente a te. Jacopo, tu sei stato gentilissimo ad accettare il nostro invito, ti ringrazio caldamente di nuovo. Vorrei chiederti se hai piacere di raccontarci com'è nata la tua passione per il doppiaggio. Allora, io mi sono avvicinato al doppiaggio verso la fine della mia adolescenza, quando da qualche anno stavo cominciando a studiare recitazione, non avevo ancora bene chiaro che cosa volessi fare, se dedicarmi alla regia, se dedicarmi a recitare in prima persona, recitare in teatro, in video, non sapevo ancora. A un certo punto ho iniziato a collaborare con una realtà che faceva spettacoli per bambini in teatro e ho scoperto di essere più portato, diciamo così, della media alle caratterizzazioni, cioè ad utilizzare la mia voce per creare dei personaggi particolari, per creare delle sonorità, insomma, un po' buffe o adatte a personaggi anche dei cartoni animati. Quindi ho cominciato ad interessarmi al mondo del doppiaggio cercando di capire se potesse essere uno sbocco professionale e alla fine, insomma, mi è andata bene. Mi sono innamorato di questo mondo, di questa professione che ovviamente ha delle grandi difficoltà come tutte le professioni artistiche che da fuori è abbastanza difficile vedere. Ha presentato un po' di sfide negli anni, ma diciamo che la mia motivazione e quanto mi piaceva fare questo lavoro sono state uno sprone sufficiente a farmi arrivare fino a qua. Adesso vivo di questo, quindi sono fortunato. E come sei arrivato ad essere la voce italiana di Spider-Man? Allora, come per tutti i progetti grossi come questo, ho sostenuto un provino. Inizialmente sono stato selezionato assieme ad altri candidati, per sostenere poi un provino su parte e alla fine ho inciso appunto queste battute di prova. Io ero molto emozionato, non lo nascondo, perché Spider-Man è il mio personaggio preferito da quando ero bambino, per cui trovarmi finalmente ad avere l'opportunità di dargli voce, tra l'altro in una cosa come un videogioco a cui io mi sento molto affine perché sono un giocatore ed è un tipo di prodotto e di comunicazione, di modo di raccontare le storie che mi piace veramente tanto, è stata un'emozione immensa. Ho sostenuto questo provino contro altri due professionisti, tra l'altro che stimo e rispetto, per cui avevo anche un po' di ansietta, insomma, di non riuscire a portare a casa la cosa, ma invece sia lo studio che poi Sony, che era il cliente finale, erano molto soddisfatti della mia performance e mi hanno ritenuto il candidato più adatto. E pensi che sia anche una sorta di responsabilità per te dare la voce a Spider-Man? Commisurata a un grande potere? Sì, sicuramente sì. Con tutti questi personaggi iconici, diciamo, c'è sempre una parte di responsabilità, una parte di quasi debito verso gli spettatori e lo capisco perché sono spettatore anch'io, sono fruitore appunto di videogiochi, serie TV, anime. Quando mi avvicino a un personaggio che è già così amato e non è la prima volta che il pubblico lo conosce, la pressione si sente ancora più forte, è inevitabile, perché sai che è un personaggio che è già nel cuore di tante persone, quindi il rischio di deluderli e non portare un'interpretazione che sia a livello di quello che loro si aspettano è sicuramente più alto rispetto a quando ti approcci a un personaggio per la prima volta e puoi prendere un po' le misure senza le aspettative di anni o in questo caso decenni di storie raccontate dello stesso personaggio. E com'è stata hai parlato di pressione. Ecco, com'è stato proprio il lavoro nel doppiare Spider-Man, quello che hai provato durante tutto l'arco lavorativo e quali sono stati magari degli aneddoti particolari che ti ricordi, insomma, com'è stata tutta l'esperienza? Allora, devo dire che sono stato estremamente fortunato anche in questo. Io mi ricordo il primo giorno, a parte il provino, appunto, ero agitatissimo e le 2 settimane successive, mentre aspettavo la risposta, raramente in vita mia ho faticato a dormire come in quelle 2 settimane.
Il primo turno sono arrivato molto teso, molto agitato e sentivo forte la pressione, ma in realtà si è sciolta praticamente dopo la prima battuta. Nel momento in cui per scaldarmi c'era un contenuto che alla fine credo non sia stato nemmeno inserito nel gioco, perlomeno io non l'ho trovato. Spider-Man canticchiava la sigla storica, ta 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 ta, e facendo quella cosa lì mi sono lasciato andare, mi sono immerso in quell'atmosfera, ho capito che potevo farcela, insomma, e ho cominciato ad andare più seguendo il flusso e senza farmi condizionare da tutti questi pensieri. La fortuna più grande, però, dicevo, è stata trovare un team veramente, veramente affiatato e veramente appassionato a quello che faceva. Non è una cosa scontata perché comunque il doppiaggio è un lavoro, è una filiera produttiva, si lavora in delle aziende, quindi è vero, facciamo arte, viviamo di recitazione, ma non sempre possiamo avere tutte le condizioni ideali per esprimerci, a volte abbiamo problemi di tempistiche, a volte abbiamo anche un interesse dall'altra parte, parlo di direttori, project manager, eccetera, che non è, diciamo così, infuocato come invece mi è capitato per Spider-Man. Avevamo un team molto, molto affiatato e che ci teneva davvero, sia il direttore che i fonici con cui ho lavorato, che il project manager erano sempre pronti a ridiscutere le parti, cercare di renderle più divertenti, più convincenti, fare altri tentativi, piuttosto perderci più tempo, perché inevitabilmente per fare le cose belle serve tempo, ma portare a casa un risultato che facesse dire wow, questa esperienza è quello che cercavo da un gioco di Spider-Man. Ci siamo impegnati tanto, è stato sicuramente molto faticoso, ma è stato anche una grande soddisfazione. E mi ricordo veramente giornate intere, pomeriggi interi nell'arco di diversi mesi in cui ci immergevamo completamente in quel mondo. Io avevo creato una piccola playlist su una piattaforma di streaming musicale che all'epoca ovviamente la colonna sonora del gioco non esisteva perché doveva ancora uscire e quindi avevo creato una playlist con tutta una serie di canzoni sia tratte dai film di Spider-Man che canzoni che mi ricordavano l'atmosfera del gioco perché mi ero fatto passare prima tutta la sinossi della storia e me l'ero studiata in modo da entrare, anche questo non è scontato, ma ho avuto una grande possibilità, in modo da capire bene tutto lo svolgimento e tutto il viaggio emotivo di Peter. E ogni giorno andando al lavoro per rimmergermi e cercare di non perdere la concentrazione e rimanere ancorato al personaggio, mi riascoltavo questa playlist in metropolitana mentre mi muovevo per le strade di Milano, in modo da, la mia piccola personale New York, in modo da arrivare lì ed essere pronto a lanciarmi con le ragnatele per quei grattacieli. Qual è la parte del gioco che hai adorato doppiare e magari una parte che ti è piaciuta meno? Dunque, tra l'altro stiamo parlando di tre giochi alla Sì. fine, perché per quanto in Miles Morales abbia una parte molto piccolina, comunque sono presente anche lì. Per cui è un viaggione, riuscire a trovare esattamente la scena chiave è sicuramente difficile. Ti dico, una delle parti che sicuramente mi ha emozionato di più è il finale del primo gioco, che secondo me a livello di emotività resta imbattibile. È stato difficile perché era una delle parti per cui non avevamo ancora i materiali definitivi, quindi abbiamo lavorato su dei provvisori. Non era facilissimo perché la grafica non era definitiva, era tutto un po' buffo, per cui bisognava un po' estraniarsi da quello che vedevo e entrare veramente nell'emotività del personaggio. Devo sicuramente ringraziare comunque la voce originale, Yuri Lowenthal, perché ha fatto un lavoro incredibile e insomma per restituire quel tipo di emozione lui mi ha aiutato, ma ci ho messo sicuramente del mio. Quello a livello emotivo è stata la parte più coinvolgente in assoluto. A livello tecnico invece ci sono state altre parti che mi hanno messo un po' in difficoltà e che mi hanno stimolato. Ehm, Sicuramente nel primo gioco, quando Spider-Man viene avvelenato da Scorpion, perché ho una lunghissima sequenza, ho fatto 3 ore intere a simulare la fatica del veleno che
da un punto di vista tecnico si fa contraendo l'addome, per cui io sono rimasto ad addome contratto per 3 ore intere recitando e spingendo fuori aria. Il mattino dopo avevo una piccolissima contrattura ed è stato fastidioso alzarsi dal letto. E nel secondo capitolo invece tutto il lavoro sul simbionte, quindi trovare una vocalità che restituisse quella cosa lì. In originale andava molto su un timbro soffiato e graffiato che risultava estremamente faticoso e in italiano a nostro parere non del tutto convincente, quindi siamo andati su una tonalità più stile growl che io avevo studiato per un altro personaggio in precedenza e che rendesse sia l'idea di mostro che l'idea di umano, andando poi a compensare con la recitazione per quanto riguardava la sua dipendenza dal costume alieno. Quindi tante sfide, tante cose. Se devo dire l'unica cosa che alla lunga è stato un po' faticoso e un po' poco soddisfacente, anche se poi il risultato è ottimo, è stato nel secondo capitolo dover rifare tutte le battute nelle fasi di esplorazione in almeno 3, se non 5 modalità diverse, perché in base a come il giocatore si muove, io devo farla sussurrata, parlata normale, in combattimento, in oscillazione con la ragnatela e soprattutto con quelle dannatissime ali di ragnatela che sono faticosissime perché tutte le battute dovevo rifarle urlando e fingendo di volare per i grattacieli. Quindi alla lunga diventava veramente frustrante perché era molto ripetitivo e un po' faticoso dover continuare ad urlare queste cose qua. Però devo dire che poi a livello di gameplay è incredibile perché se tu passi dall'oscillare con la ragnatela alle ali, la mia emissione vocale cambia e l'immersività è molto più convincente. Chiaro, magari se ne accorgerà un giocatore su 1000, gli altri lo danno semplicemente per scontato, però in realtà c'è un lavoro dietro che è immenso. Beh, posso dirti che io me ne sono reso conto e infatti ti faccio i miei più sinceri complimenti perché immagino, ma me lo stai confermando, che sia stato un lavoro incredibile e molto molto faticoso. E come riascoltarsi poi giocando? Perché presumo che tu abbia ovviamente giocato tutti e tre i giochi. Come riascoltarsi e sentirsi con poi le proprie orecchie fuori dal lavoro e giocare e ascoltarsi? Com'è? Allora, ho la fortuna di fare questo lavoro dal 2009, per cui ormai sono tanti anni. Fortunatamente sono riuscito un po' a scindere il lavoro da quello che poi guardo, ascolto, leggo, eccetera, o gioco, perché altrimenti sarei sempre lì con il pensiero a, oddio, questa poteva farla meglio, questa non funziona. E, ovviamente i primi tempi, parlo proprio dei miei esordi, era stranissimo sentire la mia voce incollata su un altro essere e riascoltarmi. Spider-Man, il primo è uscito nel 2018, quindi comunque lavoravo da un po' di tempo, ero abbastanza abituato. Devo dire, l'impatto più forte in assoluto non è arrivato quando ho giocato il gioco, ma quando finalmente, dopo mesi e mesi e mesi di lavoro, in cui io producevo ma non sentivo mai quello che non avevo un'idea del risultato finale, um, quando è uscito il primo trailer. Il primo trailer del gioco in italiano, dico perché ne erano usciti altri in inglese, ma l'ultimo, il final trailer, è uscito in italiano. Vedere quel trailer con la mia voce sul personaggio che amavo per la prima volta, con tutto il resto del contesto costruito, tutte le altre voci montate, gli effetti, le musiche, eccetera, eccetera, quello è stato incredibile. Mi ricordo che ho visto che era uscito il trailer, stavo uscendo da un altro turno e mi sono fermato un attimo a un bordo strada perché ero proprio impaziente e mi sono messo ad ascoltarlo con le cuffiette lì in mezzo e mi tremavano le gambe. È stata una roba veramente un'emozione strana perché uno, nella mia testa dicevo wow, dopo mesi a tenere questo segreto finalmente è pubblico, posso dirlo che sto facendo questo lavoro che per me è veramente importantissimo. E poi perché appunto sentirmi incollato a quella maschera lì che per anni mi aveva accompagnato leggendo i fumetti, guardando i cartoni quando ero più piccolo, guardando i film poi da adolescente, mi ha veramente tolto il fiato. Diciamo che poi ho avuto il tempo di abituarmi, quando il gioco è uscito ero già in modalità, ok dai, adesso giochiamolo senza pensare troppo al fatto che l'ho fatto io.
No, immagino sia stata un'emozione incredibile. Io ti dico la verità, adesso faccio una breve parentesi non troppo professionale, io ti parlo da grande fan di Spider-Man, da grande sostenitore del gioco perché li ho giocati tutti e tre, mi piacciono veramente, veramente tanto. Quindi ti vorrei chiedere proprio dal cuore, da fan a fan, che cosa significa per te Spider? Allora, per me è stata fonte di ispirazione continua sin da quando ero ragazzino. Eh, Come tutti i supereroi, lui ci insegna, sarà banale, lo so, però ci insegna questa cosa del rialzarsi, del fatto che le cose ti possono andare veramente, veramente male nella vita, ma a un certo punto con la determinazione giusta e con l'aiuto delle persone giuste anche c'è una via d'uscita, c'è una luce alla fine, c'è la speranza che è incarnata nei fumetti da questa figura rosso e blu che arriva a salvarti all'ultimo e nella vita può prendere miliardi di altre forme. Spider-Man in particolare ha dalla sua che è sicuramente quello con cui è più facile identificarsi anche sotto la maschera, perché è sfortunato, perché la sua vita è un continuo bilanciarsi di cose che gli vanno molto male, di grandi dolori, grandi lutti da affrontare e invece fortune inaspettate come l'appuntamento con la ragazza giusta al momento giusto, anche se poi la volta dopo c'è un attacco di Rhino e lui non riesce ad arrivare in tempo. Questo bilanciamento tra le due facce è sicuramente quello che ha fatto la fortuna del personaggio, anche perché ehm, lui rappresenta tutti quelli che si sentono in qualche modo diversi, emarginati. Anche gli X-Men, secondo me, sono tanto forti in questo senso, infatti sono gli altri miei preferiti. Loro però hanno più il concetto di famiglia. Spider-Man ce la fa sempre un po' da solo. Ce la fa anche grazie ai legami che stringe, per carità, ci sono dei personaggi di supporto incredibili, però alla fine tutti, secondo me, nell'epoca in cui viviamo, in fondo ci sentiamo tanto soli e il fatto di avere una figura, per quanto finzionale, per quanto con una vita editoriale così lunga, insomma, che ci dia conforto e ci faccia capire che anche da soli ce la facciamo rialzarci, anche quando abbiamo soprattutto il palazzo del Daily Bugle che sta crollando e lo dobbiamo tenere su con le nostre forze, secondo me è un messaggio potente che parla a tanti livelli per gli spettatori, insomma. Non potevi spiegarlo in maniera più chiara e lineare di così. Prima di salutarci, ti vorrei chiedere una cosa, se hai piacere. Ti va di doppiarci qui al volo, magari una frase, un brevissimo dialogo tratto dal gioco, uno a tuo piacere, quello che hai più piacere di fare per noi. Certo, mio zio Ben mi ha insegnato che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Mia zia May mi ha insegnato che se aiuti qualcuno, aiuti il mondo. Questo è il mio dono e ogni giorno vado là fuori e combatto per renderli fieri. Io sono Spider-Man. E qua io mi sciolgo. Lo Ti ho so, rielaborato un po' di cose e le ho non messe tutte insieme, che è, così era un contenuto originale, un non regalo per la è, Maddalena TV. ripeto, non è troppo professionale da parte mia, ma veramente mi sciolgo. E, Jacopo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, ti ringrazio per questa intervista, sei stato gentilissimo, disponibilissimo e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per i tuoi progetti, per la tua carriera. E grazie, grazie davvero. Figurati, grazie a te.